Scatman's World. Bella raga, tutto il comandante veneziano ragazzi, un primo di Montreal, Canada, pole position per Ricciardo, incredibile secondo la Red Bull, Hamilton e Rosberg addirittura fuori dal primo e secondo posto dalla prima fila, veneziano davanti ad Alfonso, sesto posto, addirittura Alonso retrocesso di 10 posizioni, molto bene, sarà una gara senza pioggia forse in Canada, quindi miracolo, e voglio vincere, raga, andiamo in Canada, dobbiamo approfittare della brutta qualifica anche di Rosberg e voglio vincere in Canada, voglio la vittoria canadese, dai ragazzi. 8 dopo la gara anche pazza di Monte Carlo. Ok, secondo Ricciardo e primo Ricciardo è in first position e attenzione subito il Come ci prova, ma Ricciardo tiene la posizione, Ricciardo tiene la position. Ecco Gigi, subito vicino anche Gigi. Il Kuma ci sta provando in tutti i modi, vuole subito sorpassare Ricciardo, non deve scappare via Ricciardo. Dai Kuma. Ricciardo però tiene botta, Ricciardo tiene. Dopo le 1000 safety car di Monte Carlo speriamo in una gara tranquilla onestamente, divertente e ricca di colpi di scena. Mamma, già rischio qua, già rischio come indiano. Primo giro completato. Attenzione, il Kuma sta rischiando, prova un esternazzo puro e ce la fa. Il Kuma ce l'ha fatta, però attenzione Ricciardo prova all'interno. Il Kuma ha fatto una gran manovra qua ragazzi, gran manovra Kuma indiana. E adesso voglio la fuga. E adesso pretendo la fuga Kuma indiana. Carburante normale. Hamilton supera Ricciardo. E vai veneziano verso la gloria. Vogliamo la gloria. Cerchiamo che voglio anche andarmene, cazzo, me ne voglio anche andare. Il Canada è sempre stata una gara molto favorevole per me. E questa è l'occasione. Non c'è neanche la pioggia, tutto tranquillo, tutto rego, bene, frego. Stavo completando anche il secondo laps. Ragazzi, tra poco box. Tra poco sostona i box. Nessun ritiro per il momento, gara tranquillissima. Abbiamo Ricciardo, Rosberg e Hamilton in classifica. C'è molta battaglia dietro. E per il momento non stiamo rischiando niente. Però tanto primo ritiro. Ok, spero che sia una safety car, sinceramente non avrei proprio voglia in questo momento. Attenzione Ricciardo, ci prova Ricciardo, il Kuma tiene. Il Kumendone tiene. Ok. Alonso è molto indietro perché ha fatto la qualifica col sesto posto, però è stato penalizzato di 10 posizioni, quindi è partito dal 16esimo. Un ritiro nelle retrovie comunque. Attenzione Ricciardo. Ci prova, io sto nell'interno e Ricciardo lo fa. Mamma mia, mamma mia. È andata bene ragazzi, è andata bene. I meccanici ti aspettano alla fine di questo giro, rientra ai box. Porca puttana. Mamma mia ragazzi, mamma mia. Andiamo ai box, le gomme come sono prese? Non sono neanche malissimo in realtà. Però andiamo ai box, cazzo.
8 decimi da Rosbif. Ricciardo è terzo. Dai, porca puttana, Rosbif ci prova, Rosbif. Rosbif ancora attenta al sorpasso. Il come tiene duro, ma è dura, eh. Il Kume tiene duro, vai Kume. Magnus in terzo. Nella girandola dei box. Carburante basso. Ok. Soft box anche per Rosbif. Adesso ragazzi ci si gioca tutto coi meccanici. Vai raga, vai raga, vai raga. Bravi, 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 bravissimi. Molto bene, molto molto bene. Adesso vediamo se riusciamo a mantenere la first position. Attenzione Alonso, Alonso è primo. Deve ancora andare ai box chiaramente. Attenzione Hamilton. Ce la giochiamo con Gigi. Ce la giochiamo con Gigi. E stiamo davanti, perfetto. Grandissimi, siamo ancora primi dopo il primo pit stop. Molto bene Kume. Bravi, bravi, bravi. E adesso andiamo verso la vittoria. Dobbiamo vincere, cazzo. Ai ai ai, però qua attenzione, Rosbif è veramente vicino. Rosbif alla fine è secondo. Ha fatto anche la qualifica di merda, ma non riesce sempre a essere secondo quel porco. Va bene. Andiamo a vincerla, Beppe. Andiamo a vincerla. Adesso Alonso va ai box. Box, box, box per Alonso. Bruttissimo questo, mamma mia cosa ho fatto. Oh, infatti ho perso tanto. Prima posizione comunque. Adesso è lotta pura. È lotta pura con Rosbif. Vettel è quarto. Mamma mia ragazzi. Qua ho rischiato tutto. Porca puttana che errore che ho fatto. Non ci voleva proprio questo. Quanto ho rischiato. Panico kumendiano, panico. Comunque ricordo sempre che questa serie lo scopo è quello di il divertimento, divertirci e che fare un po' di vaneggi. Perché ho letto un commento di uno che ha scritto le sportellate di vari Schumacher, Senna, Prost. Infatti, cioè, è chiaro che io sono il gondolaro pazzo, però fioi, divertiamoci. Cioè, io ho visto dei video di gente che guida perfetto, pulita, meravigliosa, ok, è bello, però almeno qua c'è un po' di pazzia, fioi. E lo sapete, su Commenda Veneziano Channel la pazzia regna sovrana. Sovrana, cazzo. Comunque Gigi supera Rosbif e God. Bravo Gigi. Bravo Gigi. Bravo Gigi. Gigione dai pensaci un po' tu. Questa gara la stiamo letteralmente dominando, sempre primi. È vero che non siamo riusciti a avere un bel distacco dal seconda, però insomma va bene comunque, dai. L'importante è vedere la prima posizione in alto a sinistra. In testa alla corsa il Commenda Veneziano, al secondo posto Gigi Hamilton, Rosbif è terzo, Vettel che cazzo sta facendo? È quarto. Mi sono proprio fermato da solo, non capisco il perché onestamente. Gigi è vicino ragazzi, Gigione l'è vicino. Mamma mia, anche qua rischio. Tutti rischi kumendiani questi. Mamma mia, povero motore, povero cambio, povero tutto. Tensione altissima ragazzi a Montreal. Attenzione, Hamilton ci prova, Gigi ci prova, Gigi ce la fa.
Bravo Kume. E il Kume la tiene. Il Kume la tiene. Il Kume la tiene, ma chiaramente Rosberg ne approfitta e risupera Hamilton. Cerca di conservarlo fino alla fine della gara. Non ho capito un cazzo cosa ha detto. Che lotta tra Rosberg ed Hamilton. Mamma che lotta. Pensiamo che la vettura alle sue spalle abbia impostato il motore sulla massima potenza. Sta cercando Beh, chiaro, Rosberg ci prova. Rosberg ci prova. Ragazzi, manca un giro e mezzo ormai. Manca un giro e mezzo, c'è lotta tra Rosberg, Vettel ed Hamilton dietro. Possiamo vedere, ma noi dobbiamo pensare alla nostra prima posizione. Dai Kume, final lap. Final lap kumendiano. Adesso dobbiamo fare l'impresa. Perché voglio vincere la seconda gara stagionale. Dai Kumendone. Un solo ritiro comunque. Rosberg purtroppo è secondo, non c'è niente da fare. Rosberg è un fenomeno in questo gioco, una roba incredibile. Dai ragazzi, dai. E attenzione, Rosberg è vicino. Stiamo attenti raga, stiamo attenti. Ok, dai, abbiamo guadagnato qualcosina. Ok, dai che è finita. Manca solo il rettilineo finale. Dai Kume. Dai che arriva la seconda vittoria dopo il Bahrain. Dai che arriva la seconda. Mentre Rosberg ci prova, devo lasciarli per forza all'interno. E si va a vincere ragazzi, si va a vincere il Gran Premio del Canada, winner per il Kume. Grande vittoria, grandissima vittoria per il veneziano. Forse non mi basta per tornare primo in classifica, ma almeno ho dimostrato che ci sono anch'io ragazzi, ci sono anch'io. Il ritiro è per chi? Vediamo chi? Bottas de Kulos. Ok, siamo a 119 punti, meno 6 da Nicolino. Hamilton ha tardato, Hamilton ha tardato. Costruttori secondi a 44 punti. Raga, cerimonia del podio. Champagne. Raga, un saluto dal Kumendone veneziano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.